In un palazzo il portone di un vetro è stato spaccato, così come 20 cassette della posta. In un altro è stata rotta la serratura del portoncino e preso a pugni un citofono. Come se non bastasse, hanno rotto gli specchietti di un'auto, finiti contro il vetro di una finestra e rovesciato i cassoni della spazzatura. Ennesimo raid notturno a Mortise della banda di 6-7 giovanissimi che da mesi sta terrorizzando il quartiere. Tra sabato e domenica notte avevano anche il volto coperto con il passamontagna. I residenti non ce la fanno più e hanno paura. Tanti hanno paura, infatti hanno chiesto di non essere nominati, non dare i civici e quant'altro perché hanno paura di ritorsioni. Ma anche noi come consulta abbiamo avuto degli atti vandalici all'interno, per cui bisogna trovare un sistema. Lunedì 26 gennaio ci sarà la riunione della consulta con l'obiettivo di chiedere un veloce intervento al comune. Noi abbiamo una prossima seduta con l'assessore Bonavina, dove abbiamo avuto precedenti segnalazioni anche di altre zone della consulta, per cui staremo a sentire, e invitiamo anche gli abitanti della zona a partecipare, perché è un tema molto importante, molto sentito e soprattutto creano problemi anche dal punto di vista proprio di quello che distruggono, perché estintori, vetrate sfondate, cassette spaccate, cioè c'è tanta roba, insomma non è che uno può vivere l'angoscia di uscire mattina e trovarsi il portone di casa sfondato.